Ciao ragazzi, allora Indiana Imps ha fatto il matto stamattina, ho voluto provare a venire un po' nell'entroterra, sono nella zona del Brugneto, nel parco dell'Antola, e questo è lo spettacolo che ho davanti. Siamo a 0 gradi, però non c'è vento, non si sta male, qui ci sono dei sentieri ma sono impraticabili. Da questa parte si va al lago, ma non lo so nemmeno io, mentre da questa si va a Caprile, a Bavastrelli, a Propata, dove siamo già stati quest'estate. Dovrei addentrarmi lì dentro e là c'è tutto grigio. Proviamo un po', dai. Al limite mi farò un igloo e dormirò qua. A dopo, almeno spero. C'è parecchia neve. Il problema per me è guidare sulla neve perché non sono molto molto bravo in queste cose. Non ho le gomme da neve, ho le catene dietro, però insomma adesso guardiamo. Poi l'importante è non correre, andare piano in modo da non dover essere obbligati a frenare, perché ecco, il pericolo più grosso è se ci mettiamo in condizioni di dover frenare di colpo. Allora è facile che la macchina ti possa anche slittare. Se comincia a slittare poi a fermarsi, 9 su 10 ti vai a fermare contro un muretto poi. Qui siamo a Bavastrelli, ogni tanto arriva, guardate che bello questo trogolo fatto con le pietre locali, i classici muretti a stecco, è un trogolo molto molto vecchio e molto molto bello. E qui l'acqua è bella fresca. Vale, torniamo dalla macchina. Comunque dai, il paesaggio invernale nei posti giusti è suggestivo, è molto bello. La neve è stupenda, però deve venire logicamente
nelle località adeguate. Quando arriva a Genova è un disastro, perché logicamente in città poi crea dei disagi, diventa tutta fanghiglia, si circola male, ma nella campagna, nella montagna, è al suo posto. Davanti a me là dietro c'è il bosco dove c'è il capanno, dove sono stato questi 2 anni per la riproduzione dei daini. Sarei curioso di vedere un po' che condizioni è. Si sta abbassando la nebbia però, perciò sarà meglio evitare di andare nel bosco. Quello che mi frena un po' è la nebbia, perché qui più si va avanti verso il lago e più diventa fitta. Allora, andiamo verso il capanno, visto che non sprofondo perché non ho messo gli scarponcini, ma le scarpe da città. Non è proprio una cosa intelligente. Però è bella soda, tiene. Ok, ora torniamo indietro perché la nebbia oramai ha deciso di invadere la strada e diventa poi difficile ritornare a casa, almeno per me.